Pino Sacripanti, coach della Gevi Napoli Basket, un 2021 che la consagra come coach dell'anno, ma forse si è fatta un'impresa di cui si capirà per la città di Napoli tra qualche anno la portata probabilmente. Io credo che la grande impresa è stata fatta lo scorso anno vincendo la Coppa Italia e una promozione. Adesso siamo terzi in classifica, sembra un sogno, continuiamo a sognare, continuiamo ad andare per la nostra strada e per adesso non ci voltiamo indietro, poi vedremo come va. Ecco, terzi in classifica al Media Day a fine agosto, forse nemmeno il sogno più nascosto ci vedeva il Napoli Basket in questa posizione a dicembre. Non c'è dubbio, ci mettevamo a ridere tutti quanti, ecco, mi prendevano per me per pazzo e per così, però anche questo è il basket. Io dico che al di là del terzo posto noi dalla prima giornata abbiamo mostrato una buona pallacanestro anche quando perdavamo, magari non per 40 minuti. E poi questo il lavoro alla fine paga il lavoro, paga i giocatori messi vicino uno con l'altro in maniera intelligente e paga anche la serietà e l'aspetto ludico che hanno i ragazzi in palestra dove vengono sempre molto volentieri. Ecco, sembra che uno degli aspetti più preponderanti, quello che viene fuori durante le partite, sia il cuore della squadra e forse questo aspetto viene anche sottolineato dal calore del pubblico che sin dalla prima partita comunque è stato davvero vicino alla squadra. Sì, c'è passione, che vincere o perdere non è uguale, ecco questa è la cosa importante, ci prepariamo in maniera molto meticolosa e l'affrontiamo sempre con grande approccio. Poi abbiamo ancora tanti difetti da colmare, ma questo vuol dire che ci sono ancora dei margini di miglioramento. È semplice lavorare con una società che ai primi due acciacchi, i due infortuni tra virgolette, prima di meglio poi quello di Frank Edgar, nel giro di una settimana o due già fornisce al coach gli strumenti per sostituirli. La società è stata fantastica perché noi abbiamo avuto un insieme di sfighe veramente incredibili, dove potevamo rimanere sdraiati come un KO. Invece in primis sono stati bravi i ragazzi perché si sono uniti con il gruppo dell'anno scorso, con un'anima, con qualcosa in più ed è stata bravissima la società a rimediare immediatamente a queste grandi problematiche che abbiamo avuto. Ecco, ma Pargo e Lynch in percentuale quanto sono già dentro la squadra? Lynch è molto poco, secondo me passeranno altre 2 o 3 settimane prima che lui capirà tutto il tipo di pallacanestro per la squadra e che la squadra capirà lui. Fargo secondo me a livello tecnico-tattico sta giocando molto meglio, adesso è in un momento fisico un po' di down perché ha caricato molto, fra un pochino inizierà a correre, a saltare in maniera migliore, però la qualità, la gestione della squadra, i passaggi, la valorizzazione dei compagni mi sembra di alto livello. Quanto è forte il segnale che dà il Napoli Basket alla città di Napoli che, come anche tu ben sai, è un po', come dire, monopolizzata dal calcio? Io credo che insomma ritrovarsi in 2 anni, 3 anni, 4 anni con una società così seria, con 3 proprietari così importanti, a sfidare faccia a faccia Bologna, Milano, magari vince con Bologna come abbiamo fatto, giocarsela con Milano, essere sui migliori campi, credo che sia un biglietto da visita molto importante. Adesso cerchiamo di far appassionare quella generazione di che per 15 anni non ha vissuto la pallacanestro e dobbiamo essere bravi noi a chiamare il pubblico a raccolta, dobbiamo essere bravi i nostri sostenitori a chiamare gli amici, a far vedere che c'è la pallacanestro e soprattutto anche essere un esempio per tanti giovani, tanti ragazzi napoletani. Vincendo domenica contro Trento, facendo i dovuti scongiuri, le Final 8 sarebbero quanto concrete? Sì, io dico che noi abbiamo un obiettivo che è quello di salvarci, di solito a 22 si salva, ci mancano 8 punti, però c'è un altrettanto obiettivo molto più vicino che sarebbe, come dicevamo prima, un sogno se ne parlavamo all'inizio, che è proprio vicino, quindi mancano 4 partite, credo che con 1 o 2 partite vinte possiamo andarci. La partita di Trento è una partita difficilissima perché giochiamo contro la squadra più in forma del momento, probabilmente
tutti insieme a noi. Coach, ti faccio le ultime due. Chiaramente noi siamo anche una testata che tratta chiaramente in primis il calcio. È difficile allenare una squadra con tanti infortunati perché tu lo hai visto in prima persona prima della situazione attuale di Luciano Spalletti. Ma no, la pallacanestro tanto si va in campo sempre in 5. Noi abbiamo la fortuna che quando sono gli infortunati nel breve periodo, secondo me, è anche un po' più facile perché chiunque gioca più minuti. Non è il calcio, tu sei 11, sei in campo tra la partita, poi c'hai dei cambi. Qui invece ci sono dei minuti che vanno divisi e quando c'è infortunati chi gioca ha la possibilità di mettersi più in evidenza nel breve periodo, poi nel lungo periodo lo paghi, quindi per noi è andato bene così. Che atmosfera si respira allo stadio di Armando Maradona? Perché c'è stato almeno in un paio di occasioni. No, di più. Io tutte le volte che posso vado a vedere il Napoli. Io sono milanista e tifo due squadre, il Milan e il Napoli. L'importante è che non vinca l'Inter. Forse è meglio il fatto che si giochi domenica alle 5, magari nel post partita un po' di difficoltà nel vedere Milan-Napoli ci sarà. Vediamo, però io credo che è bello andare a vedere, sta facendo un ottimo lavoro, purtroppo gli infortuni durante un'annata così lunga e con la Coppa è sempre molto difficile, però speriamo che queste due squadre mantengano bene. Io tutte le volte, ripeto che posso, scappo a vederle. Ma il coach nel taschino ce l'ha il biglietto per Pesaro? Vediamo, noi intanto pensiamo a Trento domenica. Grazie.